Seconda corsa con cavalli già dietro le ali dell'Autostart, sono tutte femmine di 2 anni. Futurama, Fede Italia, Flywise S, Fly, Freisa dei Greppi, Frida GSO. Seconda linea, Frida Pax, Frida Dinoff, Freccia Spritz, Foggia dei Venti e François con F. I favori sono per Flywise S, vincitrice al debutto, Alessandro Gocciadoro in sediolo numero 3, macchina che accelera, la partenza veloce di Futurama che mantiene la testa, mentre Numero Flywise S 6, Fly Frida GSO, squalificato. sbaglia però Futurama e così Flywise S si ritrova in testa nei confronti di Fede Italia, che è rientrata bene a Fly, costretta all'esterno, mentre dalle retrovie avanza subito Numero 1, Futurama, squalificato. Forgia dei Venti, che progredisce dopo i primi 215, appariglia Fede Italia. Intanto il quarto iniziale se ne va in 30 netto. All'esterno è rimasta Fly, poi lungo la corda in terza posizione c'è Frida Pax, a precedere all'esterno Fresia dei Greppi e via via tutte le altre, mentre i 600 scorrono in 45,6, ritmo abbastanza costante, quello imposto dalla leader Flywise S. Fede Italia in seconda posizione, all'esterno è Forgia dei Venti. E la situazione non cambia, con in quarta posizione, terza virtualmente lungo la corda, Frida Pax. Le altre a seguire con al largo Freisa dei Greppi e quindi Freccia Spritz. Tanto chilometro coperto nell'ordine dell'1:15 e 6, andatura costante di Flywise S. In schiena c'è Fede Italia, all'esterno Forgia dei Venti che comincia a calare, che il ritmo è stato notevole, mentre Fede Italia rimane incollata alla schiena di Flywise AS, che ora prova ancora ad accelerare, ha sparato un 32 di terzo quarto e affronta al comando addirittura d'arrivo. Vedremo Fede che sposta all'esterno, ha spostato, mentre alla corda c'è Frida Pax. Ultimi 100 metri di gara con Frida Pax che scatta all'interno di Flywise AS sul traguardo. È ancora Flywise che controlla di un'incollatura all'avversaria, mentre al terzo posto è Fede Italia. 1:16 netto il ragguaglio conclusivo, 31,3 a chiudere, un po' in calo nelle battute conclusive. Andiamo a rivedere le fasi finali però, con Flywise S che suona la sirena perché c'è stato un contatto probabilmente fra Flywise e Frida Pax, e quindi aspettiamo le decisioni della giuria.